Spremlja, blagoslavlja in naredil znova pomembno to, da smo vsi njeni otroci, bratje in sestre. In prepričani smo, da Marijini otroci so tisti, ki radi poromate na Sveto goro, da ste vedno polni dobre volje in iščete pravičnost, ljubezen in usmiljenje. In tukaj smo zbrani pri Mariji in Sveto materinsko blagoslavlja, nam pomaga, da bomo tudi lahko med seboj delili ta blagoslov vsem našim dragim, vsem ljudem, ki bomo srečevali. In naj nam prihajajoče leto Evropske prestolnice kulture resnično pomaga, da bo okrepilo naše sodelovanje, spoštovanje in dopolnjevanje med narodoma. To iskreno prosimo. Eccellenza Reverendissima e tutti i pellegrini benvenuti a Sveta Gora. Brati in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno kajali svete skrivnosti. Per i peccati dei popoli contro la giustizia e la verità, contro la pace e la convivenza. Za nizko zaupanje v mlade, za greh pohujšanja, kjer parodijo šabnost, za prisotnost sebičnosti v državnikih in državniških službah. Kriste, eleison. Kriste, eleison. Per il mio cuore desideroso di santità, ma peccaminoso nella verità. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Uzmite se nas vsemogoči Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria,
E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gospod edino rojeni Sin Jezus Kristus, Gospod Bog jawnie Božje Synočito, Ti odjemniesz grzechy sveta, usmili se nas. Ti odjemniesz grzechy sveta, sprajmi nasza prošnjo. Ti sediš na desnici Očitovi, usmili se nas. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. Ci precede e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vivere con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Berilo iz knjige Modrosti. Molil sem in dana mi je bila preudarnost. Klical sem in nama je prišel duh modrosti. Bolj sem jo cenil, kakor žezla in prestole, v primerjavi z njo sem imel bogatstvo za prazen nič. Niti z neprecenljivim draguljem nisem primerjal, saj v njenih očeh vse zlato le kupček peska in srebro se v primeri z njo šteje za blato. Bolj kot zdravje in lepo postavo sem jo vzljubil, sklenil sem, da jo bom raje imel kakor luč, kjer njen plamen ne pozna pojemanja. Hkrati z njo so prišle k njemu vse dobrine, v njenih rokah neizmerno bogatstvo. To je Božja beseda.
nam spoznati kako dolgo je naše življenje, da pridemo do srčne modrosti. Vrni se, Gospod, odlej boš odnašal. Bodi usmiljen do svojih služabnikov. Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti, per gli anni in cui abbiamo visto il male. Naj se pokaže tvoje delo tvojim služabnikom, tvoj sijan njihovim sinovom. Belina Gospoda našega Boga naj bo nad nami. Dalla lettera agli Ebrei. La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolle, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Parola di Dio. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Gospod z vami, Z vami iz svetega evangelija po Marku. Ko se je tisti čas Jezus odpravljal na pot, je nekdo pritekel, padel pred njim na kolena in ga vprašal: Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja? Jezus mu je odvrnil: Kaj mi praviš, da sem dober? Nihče ni dober razen enega Boga. Zapovedi poznaš: ne ubijaj, ne prešuštvuj, ne kradi, ne pričaj po krivem, ne goljufaj, spoštuj očeta in mater. Rekel mu je: Učitelj, vse to sem izpolnjeval že od svoje mladosti. Jezus se je ozrl vanj, ga vzljubil in mu dejal: Eno ti manjka, pojdi, prodaj, kar imaš,
in dai ubogim in mio porzatlato ne pesi, na to pridi in konti za menoj. Ta beseda ga je potrla in je žalosten učel. Imel je namreč veliko premoženja. Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim učencem, kako težko bodo tisti, ki imajo premoženje, prišli v Božje kraljestvo. Učenci so se čudili njegovim besedam in Jezus je vnovič spregovoril otroci, kako težko je priti v Božje kraljestvo. Lažje gre kamela skozi šivankino uho, kakor pride bogataš v Božje kraljestvo. Ti pa so še bolj strmeli in govorili med seboj, kdo se potem more rešiti. Jezus se je ozrl in rekel, pri ljudeh je to nemogoče, ne pa pri Bogu, kajti pri Bogu je vse mogoče. Peter pa mu je začel govoriti, glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj. Jezus je rekel, resnično povem vam, nikogar ni, ki bi zaradi mene in zaradi evangelija zapustil hišo ali brate ali sestre ali mater ali očeta ali otroke ali njive in ne bi zdaj v tem času skupaj s preganjani prejel 100-krat toliko hiš, bratov, sester, mater, otrok in njiv, v prihodnjem veku pa večno življenje. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui gli domandò, Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse, perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse, Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse, una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo e vieni, segui. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli, quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese a dire loro, figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi ancora più stupiti dicevano tra loro, e chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse, impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Pietro allora prese a dirgli, ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose, in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto, in case, fratelli e sorelle, madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Parola del Signore. Doberdan, buongiorno, un caro saluto a tutti. Sono molto contento che siamo qui numerosi in questo santuario che deve essere sempre più, tornare ad essere il santuario di Gorizia e Nuova Gorizia, di tutto il territorio, proprio perché siamo tutti sotto la protezione di Maria. E grazie a Padre Botta, alla comunità dei frati francescani che custodiscono e ci accolgono sempre con tanta cordialità. E grazie poi a Don Carlo che farà una sintesi in sloveno di quanto cercherò adesso di riflettere con voi. Ecco, quando ascolto o leggo il brano di quest'oggi, il Vangelo, sorge in me sempre una domanda. Che fine avrà fatto l'uomo ricco
che interroga Gesù sulla vita eterna e se ne va via triste. Quell'uomo che il Vangelo di Matteo definisce un giovane. Il Vangelo di Luca si dice che è un notabile, un nobile. Comunque un uomo che interroga Gesù. È una conclusione totalmente negativa, mi sembra poco accettabile. Intanto è evidente che è una persona seria, che è in ricerca e che ha fatto comunque delle scelte molto impegnative nella sua vita, osservando i comandamenti fin dall'età giovanile. E poi c'è quell'atteggiamento assolutamente particolare di Gesù che fissa lo sguardo su di lui e lo ama. C'è solo un'altra pagina del Vangelo che riporta una situazione simile, cioè di un amore e di un affetto di Gesù per una persona precisa e non genericamente per i suoi o per il mondo. E si trova nel Vangelo di Giovanni, dove si parla con lo stesso termine dell'amore di Gesù per Marta, sua sorella Maria e Lazzaro. Ma lì non c'è lo sguardo. È possibile allora che tutto finisca con l'allontanarsi triste di quell'uomo? Ma proprio l'elemento della tristezza è molto significativo, perché viene ripreso 2 volte. La prima è quando si dice che l'uomo si fa scuro in volto per le parole di Gesù, ma la seconda è quella più importante e parla della tristezza mentre se ne va via. Per interpretare questa tristezza mi pare che ci sia di grande aiuto un maestro della vita spirituale, cioè Sant'Ignazio di Loyola. Nelle regole per il discernimento, cioè per interpretare quello che abbiamo dentro il nostro cuore, il fondatore dei Gesuiti dice che quando ci si orienta al bene, lo spirito del male cerca di provocare nell'animo tristezza, mentre lo spirito di Dio ci dona la gioia. Al contrario, quando la nostra vita si orienta al male, lo spirito cattivo cerca di proporre dei piaceri, delle consolazioni apparenti, mentre lo spirito di Dio, al contrario, cerca di provocare rimorso e disagio. E non è forse ciò che prova questo ricco che si allontana triste? Una tristezza che è un dono di Dio. Si tratta quindi di un episodio, direi, aperto. Quella tristezza lo porterà a rendere provvisorio il suo no a quel Gesù del cui sguardo ha intuito un grande amore, o sceglierà comunque le ricchezze nonostante la tristezza profonda che prova nel cuore? Un episodio aperto, come del resto tutte le pagine del Vangelo che sono sempre rivolte a noi, all'ascoltatore, al lettore, perché ciascuno di noi, ascoltando questo brano, dovrebbe sentire su di sé lo sguardo pieno di amore di Gesù e decidere di conseguenza. Decidere in libertà. Perché un altro insegnamento che ci viene da questo fatto, da questo episodio, è che Dio comunque rispetta la nostra libertà. Non la forza mai, anche quando il suo amore per noi è percepito con molta intensità. È assurdo, lo sappiamo, ma si può dire di no anche all'amore di Dio. D'altra parte, la risposta positiva all'amore non può che essere amore, ma l'amore non può esserci senza la libertà, non si può essere costretti ad amare, perché l'amore non può che essere il dono libero di se stessi. Interessante anche il proseguimento del brano con l'osservazione di Gesù in apparenza molto negativa sulla possibilità che un ricco entri nel regno di Dio. In apparenza, perché è subito corretta da un'altra affermazione in risposta a quanto esclamato subito dopo degli apostoli, ma chi può essere salvato? E Gesù dice, impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio.
Tutto è possibile a Dio. Ma non vi viene in mente una frase simile contenuta in un altro episodio del Vangelo? Ma penso che avete indovinato. Perché è ciò che l'angelo dice a Maria al momento dell'annunciazione. Nulla è impossibile a Dio, facendo riferimento alla parente Elisabetta che attende un bambino nonostante la sterilità e l'età avanzata. E proprio su quel nulla è impossibile a Dio Maria dice il suo sì. Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Maria ha detto il suo sì alla proposta dell'angelo, mentre l'uomo che ha interpellato Gesù se ne va via triste. Maria lo dice con libertà, ma non confidando nelle sue forze, ma sul fatto che per Dio nulla è impossibile. Non è impossibile che il Figlio di Dio prenda carne nel ventre di una vergine, come pure, e questo è per noi di grande consolazione, che un ricco alla fine rinunci a tutto e segua il Signore. Siamo in un santuario mariano che è molto caro a tutti noi. Veniamo da due città un tempo divise o riunite e non solo per il prossimo evento del 2025. Qualcosa che decenni fa sembrava impossibile, ora è diventato possibile e normale e dobbiamo ora ringraziare il Signore e Maria che da sempre da questo monte ci ha considerati tutti suoi figli, senza eccezione, senza divisione. Purtroppo nel mondo ci sono tuttora tante impossibilità, soprattutto riferite alla pace, che sembra appunto impossibile in Ucraina e Medio Oriente, a cominciare dalla terra di Gesù, in molte altre zone del mondo. Ma proprio perché nulla è impossibile a Dio, anche questo pomeriggio, questa sera, affidandoci alle intercessioni di Maria, osiamo chiedere che la pace torni a essere possibile. Maria, Regina della Pace, prega per noi. V svojih homilijih gospod naš Škof najprej pozdravlja vse, ki smo se danes zbrali in se zahvaljuje na poseben način očetom Frančiškanom, ki so varuhi našega romarskega svetišča na Sveti Gori in so nas danes tako vedno lepo sprejeli. V nadaljevanju se je Škof postavilo vprašanje, kako se je končalo življenje te osebe, ki je Jezusa vprašala, kaj mi naredi, da doseže večno življenje. Namreč zanimivo je to, da v obrazu tega človeka je žalost. Žalost najprej, ko posluša Jezusa in sliši njegove odgovore, in žalost toliko bolj, ko odhaja, piše, ne, žalosten je odšel. Zanimivo, da kljub temu Jezus ga pogleda z ljubezni. Kakor je pogledal in imel odnos ljubezni tudi z Marto, Marijo in z Lazarjem. Glede žalosti pravi sveti Ignacij Lojolski v svojih duhovnih vajah, da hudi duh, kadar hoče uničiti nekoga, ki dela dobro, mu povzroči žalost. In nasprotno, kadar nekdo je v slabih dejanjih, kadar se nekdo slabo obnaša, hudi duh mu daje veselje, zato da se mu zdi, da je nekaj dobrega, kar dela. No, in ta žalost, ki je napolnila tega človeka, je vendar napolnila, ampak žalost je lahko vedno eno protislovje, eno nasprotje ljubezni. Evangelij, ki smo ga prebrali, izraža, da je Jezus kljub temu, da je ta človek odšel od njega, žalosten, ker ima veliko bogastvo, Jezus ga kljub temu ljubil. Ljubil ga je pa zato, ker je bil Jezus svoboden v ljubezni, ni bil ničemur in nikomur podvržen. Tudi učenci ga vprašajo, Gospod, kdo se lahko reši, če je pogoj ta, ki si ga rekel temu mlademu fantu. Takrat Jezus odgovori, no, pri ljudeh včasih ali je bolj nemogoče, pri Bogu je pa vse mogoče. No, ta pri Bogu vse mogoče
je izraz, ki ste se ga gotovo spomnili, da ste ga že slišali nekje v Evangeliju po Luku, kjer angel reče Mariji na dan oznanjenja: Bogu ni nič nemogoče. Bogu vse mogoče. Bogu vse mogoče tudi to, da se grešnik spreobrne, postane ljubeč na Kristusa, sprejme njegovo voljo. Marija je to Gospodovo voljo sprejela in postala mati, ker je bila svobodna. In kdor je svoboden vsake navezanosti na ta svet, je sposoben in ljubiti in sprejeti svobodo. Bogu ni nič nemogoče. Pomislite, še pred nekaj desetletji smo bili razdeljeni, strogo razdeljeni na 2 mesti. Gorica, Nova Gorica. In se nam je zdelo nemogoče, da bomo kdaj zopet eno mesto, kako nekoč. In vendar smo danes tu povezani kot ena skupnost, ki se pripravlja na leto 2025 in ne samo, vsi skupaj pod istim plaščem naše iste matere Svetogorske Marije. Torej, kar je bilo nemogoče, je pri Bogu postalo mogoče. Še nekaj se zdi danes nemogoče, mir na svetu. V Izraelu, v Jezusovih deželah, v Ukrajini in marsikje drugod po svetu se zdi nemogoče, da bo prišlo do miru. In vendar, če zaupamo Mariji, ki je naredila, da je mogoče, da ni več stroge meje med goricama, bo naredila, da bo mogoč tudi mir na svetu. Credo. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo, Domine. Credo, Domine. O crotum Signor Gesù Christ, Fiu Diu est Signor, per opera del Spirito Santo visidicia in gridi Vergine Maria, alle diventato alla patizio di Ponzio Pilato e le stat metut in cruz, alle muart, alle la stanza puli, alle lazzo tatiere. Credo, in treti dani stavo smrti, šel je v nebesa, se ni da desnici Boga Očeta Vsemogočnega. Od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Credo, Domine. Credo, Domine. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Credo, Domine. Credo, Domine. Zbrani v imenu Presvete Trojice, pod materijskim varstvom Svetogovske klerice, skupno prosimo Boga našega Gospoda. Erogamus audimos, Erogamus audimos. Gospod Jezus, prosimo te za svetega očeta Frančiška in za vesoljno cerkev na sidonalni poti. Naj bo naša služba zgovorno znamenje edinosti in občestva v ljubezni za preroško iskanje novih oblik krščanskega življenja. Oremus, Erogamus audimos. Gospod Jezus, prosimo te za človeštvo, zlasti za vojne žrtve, za begunce in za postavljene. Daj, da bodo vsi narodi, tako bližnji kakor daljni, živeli v miru in pravičnosti. oremus, Erogamus audimos. Gospod Jezus, sprejmi čustva hvaležnosti, ki ti jih ljudje na Goriškem izražamo za pot, ki smo jo skupaj prehodili v medsebojnem spoštovanju in sodelovanju. Pod Marijinim pogledom naj si vedno prizadevamo iskati skupne krščanske korenine. oremus, Erogamus audimos. Signore Gesù, ti affidiamo i giovani. Maria, donna di speranza, è stata attesa dall'umanità e ha portato a compimento le profezie. Possano anche oggi i giovani accogliere le sfide future ed essere solleciti costruttori della società. oremus, Erogamus audimos. Signore Gesù, al tuo cuore affidiamo le famiglie, i genitori anziani e abbandonati, i figli trascurati. Aiutaci a costruire una società più attenta alle esigenze religiose, spirituali e culturali della famiglia. oremus, Erogamus audimos. Signore Gesù, sospinti e incoraggiati dal cammino sinodale, aiutaci a ricercare nuove condizioni per l'annuncio del Vangelo e la crescita della vita cristiana nella società. oremus, Vsemogoči Oče, mi smo svoja družina po Tvoji milosti, Tvoji učenci in prijatelji. Razvetljuj našo sinodalno pot in potrdi nas v svetem upanju. Po Kristusu našem Gospodu. A pagina 16 del libretto canteremo O Dio dell'universo. Na strani 16 bomo zapeli pesem, tokrat v Belaščini, O Dio dell'universo. Amen.
Da bomo še pesem Oče večni nam da, medtem ko bomo ostali, da bomo tudi mi pokajeni in pripravljeni na darilo. Molite, braći i sestre, da Bog, Vsemogočni Oče, sprejmi mojo in vašo daritev. O Bog, sprejmi s temi darovi tudi naše molitve, na po tej sveti daritvi pridemo v nebeško slavo za Kristusom, ki ste Bog živi in kraljuje vekomaj. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Col tuo unico Figlio e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo e con la stessa fede e senza differenze lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare a te, Dio vero e eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli, gli arcangeli, cherubini e serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode.
Sanctus es Domine, fons omnis sanctitatis, et ergo dona Ecclesimus, Spiritus Tui Rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiat, Domini nostri Iesu Christi, qui compassioni voluntari traderetur, accetti panem et gratias agens fregi dedico discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et calice, iterum gratias agens dedi discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterne testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissione peccatorum, hoc facite in meam commemoratione. Mysterium Fidei, Dominus verbus Maria Spot, in odes sapientis Sanctimino, nomen Filias memoris incitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domini panem vitae, et calicem salutis offeribus, gratias agentes, qui a nos dignos abuisti, a stare corante et tibi ministrare, et supplices de peccamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Sanctum congregemur in nous. Ricordare Domine Ecclesiae, tot orbe diffuse, utiam in caritate perficiens, unam cum Papa nostro Francisco, et Episcopis nostris George, Carlo, et universo pleno. Memento etiam fratum nostrorum, qui spe resurrectionis dormiere, omniumque tua miserationes defunctorum, et eos in lumen multus tui additum. Omnium nostrum quesimus miserere, ut cum beata Dei genitrice Vergine Maria, cum beato Oleoso et Deus Consul, cum beatus Apostoli et omnibus sanctis, qui tibi a seculum placuerunt, aeternae vitae mereanum esse consortes, et te laudemus et glorificemus per Filium Tuum, Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patre Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Precepti salutaris morti et divina institutione formatis audemus dice. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Recinas nos racudega, usemo voci oce, podarinam mirum nascine, us milino pomagami, da se bomo varovali greca, in bomo varni predus sacine miro, coponi lascilega upania, pricepulium pricot nasciga, podrescinica, Iesusa Christusa. Oie, Iesus, oie,
nel giorno della risurrezione, detto ai tuoi discepoli: pace a voi, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona unità e pace secondo la tua volontà, tutti vivremo nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Podemos eroto znamenje miru in sprave, scambiamoci un cordiale e fraterno gesto di pace. Glejte, to je jakne Božje, ki objemlje grehe sveta. Gospod, ki se zrede na prišljeni, a pravice besedo zdravlja moja duša. Za prijem svetega krila prosim, da se razporedite v 3 vrste. Ena vrsta na sredi cerkve, ena vrsta na desni ladji, ena vrsta na levi ladji. Per ricevere l'Eucaristia vi chiedo un po' di ordine. Una fila al centro della vata, una fila navata a destra e una fila navata a sinistra. Intanto noi cantiamo Frate miei a pagina 16, na strani 16 pesem v furlaščini. La
cibo sia per noi, a pagina 17. Sei così collegate, oggi tu sei per noi, risolva vita nostra, sei vivo in mezzo a noi. Preghiamo. Padre Santo e misericordioso, che genuflidi col corpo e sangue del tuo Figlio per questa partecipazione al suo sacrificio, donaci di comunicare la sua stessa vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Alla sacerdote precedenti, su tutte le insettivori, saputavano senza due gruppi, gusti, sbrani, infatti sospetto euro, i poduli общественности ури, после вашего адвоката интеградец, поневоле будете замотаны в сравнение. У свете марши си напушил гледат, да заднич, меднавно никому става, Франциско Викторано, протоко си погледате Мариански музей, се удостоили. Nel Sevaso je spremlja Božji pristop in priprošil svetoborske kraljice, hvala za vaše molitve in darove. Župnijski pastoralni svetovalci, ki ste tukaj prisotni, z vašimi spremljevalci, ste vabljeni v prostore refektorija obetnice Čiko-Frančiškanov v samostanu v spodnjih prostorih za kratka srečanja. I membri dei consigli pastorali parrocchiali, che siete qui presenti insieme ai vostri accompagnatori, siete invitati dopo la messa a venire nel refettorio dei frati, nel piano basso del monastero, per delle brevi comunicazioni e anche per un'altra cosa. Il Signore sia con voi. Blagoslovina vas Gospod in vas varuje. Faccia splendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Ritorni na svoje obliče k nam in vam da svoj mir. Questo ve lo conceda Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Poidiamo umilo. Pagina 17, Speranze e Dannazioni. Amen.
E ci conservi la vostra buona serata a tutti e buon ritorno a casa. Nie nadal giusto. Al limite vedevi
Al limite vediamo i bagni. Vieni solo. Ciao Genia, tutto bene? Da Dio, quando veniamo in questi posti da Dio. Ah, ecco. Guarda, c'è per famiglia. Non ho dimenticato che esisteva. Non è mia.